La Feldi Eboli batte i campioni d'Italia al Palaserie nello Sky Match che chiude la terza giornata di ritorno di regular season e resta in testa alla Serie A. Le Così di Genzano è secondo dopo il 3-2 con il Vinumita di Petrarca. Gli Atenei scivolano al quarto posto, scavalcati dal Napoli trascinato dai fratelli Salas nella netta vittoria in quel di Pesaro. Nella prima gara a porte chiuse il Pomezia rincorre e ribalta la Sandro Abate, poi sono gli Irpini a trovare il gol del pari definitivo con Di Luccio. A San Rufo l'ex Vidal apre la gara con un autogol e la chiude con la rete del pari tra Sara Consilina e L84. La sconfitta interna della Pirossigeno Cosenza contro un ottimo Active Network costa la panchina a Tuoto sostituito dai Bagnez. In coda Esploa Manfredonia con 3 punti d'oro targati i canali in quel di Treviso, mentre la Roma in rimonta vince e lascia il Benevento in fondo alla classifica. Doppio 0-6 a tavolino nella sfida tra i Cositi Genzano e Pomezia decretato dal giudice sportivo. Questa la classifica dopo 18 giornate: Feldi Eboli 39 punti e Cositi Genzano 38, Napoli 37, Meta Catania 34, L84, Torino e Roma 1927 32, Fortitudo Pomezia 28, Sandro Abate 25, Sala Consilina 22 con la Came Treviso, Vinumita di Petrarca 19, Active Network 18, Ital Service Pesaro 16, Pirossigeno Cosenza 13, Vitturano Drugstore Manfredonia 12, GG Teamwear Benevento 9 punti. Queste le sfide del prossimo turno: Roma Genzano, L84 Torino Pomezia, Meta Catania Pesaro, Napoli Sala Consilina, Active Network Benevento, Came Treviso Pirossigeno Cosenza, Manfredonia Feldi Eboli e Petrarca Sandro Abate. Team Podda, passato da Selusio, lo punta allo sfida. Non parte e appoggia ancora da Musumeci, rischia sulla pressione di Calderolli, palla persa, Calderolli per Selusio, la Feldi Eboli sblocca la partita, Giancarlo Selusio 1-0 a 7 dall'intervallo. Calderolli, no look Caruso, parte Lemos, servito nello spazio, Thiago Lemos ha raddoppiato la Feldi Eboli, il tocco decisivo è di Team. La palla è del Catania con Musumeci che accelera, sprint a mezzo al campo, Musumeci fino a fondo di prepotenza, un gol da leader, un gol da capitano. Musumeci allarga, Turmera controlla male con la porta vuota, calcia e Spindola 3-1 di prima intenzione a tutto campo, massimo vantaggio ritrovato. Fulvirenti, va lui, dentro, Musumeci dal Cin, Turmena! È ancora viva la Meta Catania. Occhio che questo sport può regalarci tutto e il contrario di tutto. Ma indubbiamente sono giocatori che nessun roster. Tanto destro provato da Luca Cell che infiamma il Pala Cesaroni. 1-0. Sì, di spinto fuori. Può distaccarsi dall'altra parte, ancora il 7, Fusari al centro per Giulio De Oliveira, una sentenza ormai in casa. Non pensava che l'ultimo tocco fosse stato di un compagno, mentre lascia partire il sinistro, Victor Mello, torna di nuovo avanti il Vinumita lì. S'addormenta Gargantini, Romano 4 contro 3, prende la mira Romano, golasso del capitano. Occhio a City sul secondo palo, dimenticato dalla difesa. Salas sulla catena di sinistra, punta, rientra, toccato pallone fuori per Bolo, poi di ritorno per Javier Salas che porta avanti il Napoli sulla combinazione a 2 con Lucas Bolo. Da parte dei giocatori, secondo me in questa partita ci sono alcune Van der Salas, scusa Giovanni, ma si è girato Van der Salas e ha fatto il raddoppio del Napoli. Patias va col destro, Alessandro Patias. Tony Anello Barrichello. Intanto il pallone dentro per Van der Salas che su assist di Javier Salas fa 3-1 per il Napoli. Punta Salas, Galliani prova a infastidire, sbaglia Barrichello, recupera Salas che punta a Salas per Van der Salas che ne fa un altro di pregevole fattura, questo valevole il 4-1 del Napoli. Per Salas, Achilli sul secondo palo, bello buono, poi il tentativo da parte di Salas che porta questa volta sì su 5-1 il Napoli. Lascia lì per Salas, cercato Borruto e cercato sul secondo palo Van der Salas, ne ha fatti 4. Di ritorno per Matteo Sbarichello, calcia, bello buono, poi Patias 6-2, doppietta di Alessandro Patias.
lo vuole anche il mister, ovviamente, ma la deviazione, Arillo se ne va sulla sinistra perfettamente, adesso con Baroni c'è la rete, il pareggio dello Sporting con la sua gamba destra. Attenzione, ancora una deviazione importantissima ed è quella del numero 18 Diaz, Vidal fa saltare in aria lo Sporting, fa saltare in aria il Pala San Rufo. Torna tra i pali il portiere di proprietà della Feldiebolo, intanto De Crescenzo per il gol di Josema, grande azione del Benevento con la rete dello spagnolo sullo splendido assist di De Crescenzo, autore dell'assist. Palla al centro, il gol di Murillo che sbuca alle spalle di Titon e fa subito 1-1 il pareggio immediato dopo un minuto. Che ha spazio, la palla resta lì, Dimas il tocco sotto, 1-2. Il rimpallo ha favorito il 77. Sbaglia qui Volognino, non si capisce con Fabinho e arriva il 3-1 di Sgro che punisce il Benevento e fa 1-3. Sbaglia qui Titon, calcia subito il gol da parte di Dimas che ha approfittato subito. Galletto forte, Pina con deviazione, passa avanti la Sandro Abate, Ghi e poi Pina, sterza sul Ruggero, forte in porta, forse con deviazione da Abate, secondo me no, lo trova anche col pallone, 1-2, buono fino in fondo, Mancino vincente, con decisione dall'altra parte, Cutriagnelli, sterza, calcia, Ruggero sul secondo palo, si ritrova il pallone, lo scaravento in porta, ancora pressione, Botta costretto a mandarla via, Raubo col tacco, riesce a servire, Ruggero, stop destro, la ripresa e la ribaltata, la fortitudo, Pina, palla per Ghi, forte, Gattarelli due volte, non basta, perché Ghi la mette sotto la traversa, non calcia ma serve Bueno, la porta è vuota, Bueno la sposta sul destro, Bueno! 4-3 fortitudo! Il numero 5, cercato e trovato Pina, pensa alla conclusione, palla per Di Luccio, che la mette all'incrocio, lucidissimo Di Luccio. Ad uscire dalla propria situazione difensiva, pallone recuperato da Giappa e Sacon approfitta di questa errata fase difensiva della formazione del Vitulano Dragastore Manfredonia. Angelo, e questa è stata un'azione molto importante per Manfredonia, ancora Canalla! Canalla va a pareggiare i conti. Sbaglia tutto, attenzione in velocità, la possibilità e il gol! Il raddoppio in contropiede. Newton, infatti è così. Sacon, parte il tiro e parte il gol, rovesciata da parte di Giappa, spettacolare questo gol per dare indicazioni, è ancora molto in bilico questa partita, il gol, clamoroso gol di Canal dell'1-1, intanto il pallone va in rete, l'ultimo tocco proprio di Canal, di guida, perde il pallone, attenzione, la palla che sta per entrare in rete, Canal, ancora Canal, clamorosamente Canal. Poi Bavaresco vince il rimpallo e Felipigno avvia la controtransizione, pallone di là per Marchi ancora per Felipigno e questa è una grande azione di squadra della Pirossigeno Cosenza che esce molto bene qui con Ferretti che serve la medica, ancora a cercare il numero 11 che calcia sotto la traversa e trova il gol dell'1-1, gran gol anche di Gianluca Ferretti per Cesaroni, quindi Grasso imbucata ancora a cercare Cesaroni, attento Tornato, si scontra con Del Ferraro, ne approfitta Paolo Cesaroni che realizza il gol del 2-1, la ribaltata, l'Active Network. Poi serve il blocco di là per la conclusione di Curri, dorme la retroguardia della Pirossigeno Cosenza,
ne approfitta Giuseppe Curri che sul servizio di Mati Block fa 3-1.